Buonasera, ben ritrovati a X News. Ospite di questa sera il Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, nonché anche Sindaco del Comune di San Donà di Piave. Buonasera Presidente, buonasera Sindaco. Allora, questa prima parte della puntata l'abbiamo titolata Veneto voglia di indipendenza. Sembra che che stia tornando questa grande voglia. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, tra l'altro lo ha ribadito anche in questi giorni, dicendo che è l'unica soluzione per salvare la regione. Presidente, è d'accordo anche lei su questo, che è necessario andare a un referendum per capire che cosa vogliono fare i veneti? Assolutamente sì, nel senso che io credo che l'indipendenza del Veneto sia una questione che risale a moltissimi anni fa e che oggi potremmo anche dire l'indipendenza del Nord, e quindi io mi auguro sinceramente che il nostro segretario Maroni possa conquistare la Lombardia, e quindi mi immagino veramente queste tre regioni, Piemonte, Lombardia e Veneto, che possano lavorare congiuntamente per fare quelli che sono gli interessi del Nord. Nel caso specifico dico del Veneto perché sappiamo che è una tra le prime regioni più virtuose, che offre la maggior qualità di servizi, che ha un rapporto costi-benefici che è equilibrato. Sappiamo che tutti gli enti, penso alla mia situazione della provincia, che è tra le più virtuose in Italia, e che definirsi tale significa far pagare un prezzo troppo alto oggi ai nostri cittadini. Equivale a dire che essere stati bravi, e questo mi permetto di dire non è solo frutto di un buon governo di questi ultimi 5 anni, ma sicuramente di una continuità di buon governo in tutti questi anni, che ha prodotto ad avere dei bilanci sani, dei servizi che sono in sintonia con i bisogni dei cittadini. Però se penso che solo come provincia di Venezia ci siamo trovati a dover fare un decreto ingiuntivo di ben 44 milioni di euro allo Stato perché non paga quelli che sono i trasferimenti erariali addirittura dagli anni 2001 al 2007, ci fa capire che se siamo riusciti a sopravvivere erogando i servizi e a continuare ad essere provincia virtuosa e non aver sforato il patto di stabilità, insomma, sta a significare che evidentemente si è operato con efficacia e efficienza, e che oggi potremo essere una provincia che con orgoglio... Senta Presidente, c'è chi vede nel tentativo della Lega di appropriarsi di questa questione indipendentista il tentativo di mettere da parte dei movimenti che sono apparentemente pericolosi in questo momento, cioè nel senso che questi movimenti indipendentisti, mi riferisco a Veneto Stato, Indipendenza Veneta eccetera, che potrebbero superare la Lega su questa questione. Quindi la Lega, di fronte a questo movimento annusa l'aria, dice beh, ci buttiamo anche noi su questa pista dell'indipendenza. No, io credo che se noi andiamo a rivedere la storia della Lega, insomma, la Lega ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia, sull'indipendenza. Poi quando la Lega è diventata partito di governo e quindi ha cominciato a entrare a livello nazionale, regionale, comunale nel corso di tutti gli anni, ovviamente ha dovuto anche occuparsi di quei problemi quotidiani o comunque fondamentali per poter andare avanti, e quindi non è che abbia messo in secondo piano l'indipendenza, ma ha cercato anche di fare dell'indipendenza ancora il principio della Lega, un valore fondamentale, però anche di poter affrontare problemi come il federalismo. Pensiamo a tutto quello che si è consumato in termini di energie sul federalismo, che prima sembrava un altro cavallo di battaglia esclusivamente della Lega, e poi tutti hanno detto che assolutamente il federalismo era necessario, era fondamentale. Adesso quei tutti Quindi lei dice che la sono Lega è arrivata prima e governo, sono questi che arrivano dopo. ma non è un problema di arrivare prima, un problema è che la Lega ha i suoi principi, i suoi valori che sono rimasti fermi da ieri fino ad oggi, che uno di questi era l'indipendenza del Veneto, e credo che il Veneto, se viene analizzato, abbia tutti quegli elementi di indipendenza che potrebbero portarlo ad essere una regione a statuto, io dico, assolutamente speciale. Un'ultima risposta secca prima di andare in pubblicità. Sì, questa voglia di indipendenza in Veneto si sente, si percepisce anche dai sondaggi che vengono fatti un po'
di qua, un po' di là. Ma secondo lei poi i veneti messi di fronte proprio al voto saprebbero andare fino in fondo a votare sì per l'indipendenza del Veneto? Abbiamo solo una possibilità, misurarli. Va bene, allora ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità, poi con Francesca Zaccariotto parleremo della Grande Venezia, città metropolitana, come preferisce chiamarla? Ma guardi, cambia nome ogni giorno. Ne parliamo dopo.